18e au 19e. C'est incroyable, merci de nous offrir ces merveilleux masques et costumes. È incredibile, è bellissimo vedere sfilare sulla nostra passerella come una vera macchina del tempo un secolo che se ne va e un secolo che arriva. Si salutano i tricorni e i cilindri, l'associazione delle maschere di Mario del Settecento veneziano che compie quest'anno il 10° anniversario della presenza al Carnevale di Venezia. C'est la 10e année que nous les accueillons ici. Et c'est toujours un plaisir pour nous. Anche loro appena saranno pronti a dare inizio alle danze ci daranno segnale per le musiche.
Ed eccoli al loro saluto a Piazza San Marco. Un bel applauso anche al gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. Con loro concludiamo il nostro viaggio nel tempo tra musiche e danze e pizzi colorati, tricorni, cilindri, chi più ne ha più ne metta, perché dobbiamo avvicinarci alla nostra celebrazione ufficiale. Quindi inizia il protocollo con quelle che sono delle comunicazioni di servizio assolutamente indispensabili per la vostra sicurezza, per vivere serenamente il nostro carnevale. Un momento di attenzione, prego. Alcune informazioni per la vostra sicurezza durante l'evento. Nelle aree è stato predisposto un sistema organizzato di circolazione per favorire il più rapido ingresso e deflusso in qualunque condizione. Una specifica segnaletica è stata predisposta per far riconoscere sia i varchi di accesso che le vie di uscita dalle aree interne o di allontanamento in caso di emergenza. In caso di emergenza, imboccate una delle vie di allontanamento e proseguite senza fermarvi o ostacolare il deflusso delle altre persone. Procedete nello stesso verso del flusso, non andate in senso inverso all'esodo e non tentate di attraversare un flusso. Non è utile mettersi a correre, mentre può essere molto utile camminare mantenendo una distanza di sicurezza dal vostro vicino. Se necessario, aiutate le persone che vi stanno attorno. Non accalcatevi, ricordate che maggiore sarà la distanza tra le persone e più rapido e sicuro potrà essere l'allontanamento.